Buongiorno, Buongiorno Valeria. bene, Giusy? Sì, bene, grazie. Piove. Da lei? Sì, sì, e come? Porca miseria. Parecchio, Io non parecchio. posso già più, sono già stufa, io vorrei l'estate. Ah, mamma mia. Tiziano, buonasera. Ciao Tiziano, non ti sento? Tarcisio è arrivato. Buongiorno, qui fa bel tempo, 10 gradi. Sì, 10 gradi. Magnifico. Mamma mia. 10 gradi, ma è da pelliccia. Sì, ma fa bel tempo, Vabbè, almeno c'è il sole. ho capito, ma 10 gradi, Tarcisio? Allora vieni qui che ce ne sono 23. Ma che meraviglia, bellissimo. C'è sole? Qui Qua, 11 guarda, gradi. guardala, guarda le palmizi, guarda il mare, guarda, guarda. Che Guarda. meraviglia, bellissimo. Che fortuna. Davvero. Dov'è che si trova, Anna Mi Maria? trovo a Playa San Juan, che è ad Ok, Alicante. bene, in Sono Spagna Wow, sul quindi. mare proprio, sono sul mare, vedo il perbacco. mare. Eh? Meraviglia, Ah sì. E meraviglia. aspetto, e aspetto la mia Giusy che ha detto che viene una volta. Davvero. Non so quando. Sarei già partita io per quello che mi riguarda, ma che stoporo. Guarda, guarda, tutta sbracciata, ma non si può vivere così. Sì, invece, guarda, sono tutta abbronzata, ho trovato il posto giusto, Giusy. E Porca, anche la sanità è una meraviglia. ma dai, Adesso, sì, adesso 23 gradi, alle 18:32. mamma mia, che meraviglia, bellissimo. Vabbè. E lì? Vabbè, e qui piove, e piove, che Dio ne manda. Vabbè, dai, anche la pioggia è bella, serve, Eh, serve la pioggia. serve, diciamo che serve. Tarcisio invece mi sta dicendo che in Canada adesso ci Eh, sono 10 gradi, mi ha detto, però c'è il sole, bel tempo, ho, capito? 10 gradi. ho sentito, ho sentito. Ma c'è il sole, ha ragione lui, perché a volte forse non ci sarà il sole, perciò il sole... Bisogna accontentarsi di quello che si dà. Eh, No. Esatto. A che ore sono in Canada? 6 ore in meno, sono mezzogiorno e mezza qui. Bravo, 6 ore in meno, esatto, esatto. Sì, 10 sì, sì. gradi a mezzogiorno e mezzo, stasera lì sarà meno 2, meno 3. Vedremo. Vedremo, appunto. Il Canada è freddo, eh. Invece io sono a sud della Spagna praticamente, sulla Costa Blanca si chiama, perciò sono a metà tra Barcellona e Malaga, perciò qua il tempo è sempre propizio, anche, cioè proprio gennaio e febbraio sono freddi, tra virgolette. Ecco. Un Invece po', no, senza virgolette, sono un po' fredde. come Napoli, un po' come Napoli, eh. Infatti. Signori, partiamo. Partiamo, Allora, chiudiamo tutto qua. 9. No, 21 no. Il 21 è un po' avanti. Ah, eccolo qua. Capitolo 19. Capitolo 19. Allora, al Pinocchio i che porta via i sopalancu e per penitenza che tocca fa quater mis de presù. Vi ricorderete che Pinocchio è andato con la volpe e il gatto a sotterrare le sue monete e adesso torna per raccoglierli. Ma il giupì, dopo dei fac ugir in ture nella montagneta, l'ha cominciato a cantare i menuc a u. E quando che parit che la feuseria l'ura giusta, è tornata andando al cap della fara. E intanto che il camminava de fresa, o il cœur al che so batia ta fort che il fa tic-tac, compagne du l'eroi de mur. E dell'indal pensava, e se invece de mela palanche ges de troan du mela, e se al post de du mela ges de troan sic mela, e se invece de sic mela il fedes cento mela, che bel short, allora che sares. E le res viga il bel palas, mela stale per mela cali de lei, e andares a cal china tötolde. Mi piacerebbe anche una cantina piena di rosolio e di bumbu e un scafal, scusatemi, pieras de turte, de panetù e de bruschetch con latte e miele.
ci manca il rispetto. I se, seguitando a Mulinà, le riade prefa il cap della fara e si è fermat per verse il grià a figurà quac piante cargate de monede, ma la es negota. Va in accia molto anti e negota. Il vadete in del cap, arria proprio sulla sua busa, ando che era sottratti palanche, de negot. Allora, senza fatte cerimonie, si è grattato il co, anche se grattas quando si è messa alla strada, gliela che sta via bene. In quel momento sente una bella grignada e il vezzo la sesa il pappagallo te ciapat a metà pene. Cosa grignata te? Il ga domandà piuttosto seccato. Grigna perché mi so fa il gattigolide per me con. Pinocchio la disse negota, torna andare al fontanò, torna a sbrofar sulla busa, ma una sganassata più forte che l'altra la fai saltare in aria. Allora la usa Bretì, brolvi la nudo i pappagalli. Cosa vede grigniamo? Grigne per i lococ, chi è creta tot e se la santorcia sende una foglia dello smanì. Allora mi fermo un attimo su questi lococ. Il lococ o loc è l'allocco, che è un rapace notturno, e lococ vuol dire gli alloccacci, proprio peggio ancora che gli allocchi. In realtà è una stupidaggine perché l'allocco è tra l'altro un animale bellissimo e soprattutto non è affatto cretino. Non si capisce perché nel nostro modo di parlare, perché vale anche per l'italiano, si dice è un allocco. In realtà l'allocco non è affatto scemo, ma chissà, si credeva che fosse così. E se la santurciazione di una foglia di osmani. L'osmani è il rosmarino. Se voi ricordate le foglie del rosmarino, è praticamente impossibile farsi attorcigliare o attorcigliare le foglie del rosmarino. Quindi uno che riesce a farsi attorcigliare in una foglia di rosmarino vuol dire proprio ha passato ogni limite di cretineria. Te saresti forse a parlare di me. Se por fatto a te, che te sei se bambo del cret che i solci venne su di cap come i söche e i fasoi. Poi amico credito una volta e adesso ad anche stato che so che. Ma finalmente ho capito che per transema una qua palanche me sbude guadagnare con l'aura di ma e del cervello. Questa è la mia capida, la dice il giupì che comença a scrivere i dec per la cura. Pazienza, adesso ti spiego. Allora, intanto che te giri in aet che per sita olta, la volpe e il gat, jenic che sgocci, quatti. Gli ha tolto i to monede e poi gli partic de via mensa e adesso ti ciapet te sei bravo. Pinocchio le resta lì col naso in mezzo al mostasso e per violinia credere al pappagallo l'attaccata a stacco, in mai con gli onge, una musa, il sefonda e grossa, che saresti stai detto più paer in trek. O il paer è il pagliaio, quindi immaginate un pagliaio dentro una buca immensa, ma i solci ghera più. Allora disperato, Corzon si tabassa in tribunale per denunciare chi du marioi che gli era robaci. O il Giodes, l'era un semiot piuttosto vecchio, stimato per la sua bella età, per il suo barbu bianco, ma su ertot per i suoi giai d'oro, senza eder, che gli toccava portare spesso perché vedi a poco. Pensate agli occhiali senza vetro, chissà come migliorava. Pinocchio il cantasse tot, al gadac nome e cognome di Dulader e ga domandar resumo. O il signor l'ascoltà ben benone coi lacrime agli occhi e quando il giopì l'ha finito, l'ha suonata la sua campanella. Alla scampanellata, che comparì le duca a Bordeaux e stitch de guardie. Allora, il ca Bordeaux è il mastino. Per la verità potrebbe essere anche un boxer, ma sicuramente il dog de Bordeaux, che è un cane che ha il muso rincagnato esattamente come tutti i mastini. Allora, aspetta, che comparille Duca Bordeaux e si de guardie. Allora giù le salga dice che il por marter che i ga porta via i so quater palanche, ciapel e mette l'ingata buia. O giù pia senti se, le restat, el volia reclamare, ma il Bordeaux, senza perdere il tepinötel, l'ha portato in via Gleno defilato. E in fin di faccia, le resta de quatermis. El saresti stai detta de più, se che fedes mia capitata una fortunata ma de che le stagne. Me sai che il sindac de Bergen,
Conte dei Venziti LSU ed è corde col duca di Piazza Puntida in occasione del rasgamento della Egia. Vi ricordate cos'è il rasgamento della Egia? È la sfilata di mezza Quaresima con veramente il rogo del fantoccio della Egia, che si fa a Bergamo a metà Quaresima, appunto. Le raccomandà de fare una gran festa con tant de zoc, girandole, luminarie e fogarù. E il colmo del botet la fai der poi presù ed es liberai i delinquenti. Si va poi oter, o da a me, al gadiccio il Pinocchio a secondi. No, oter no, perché si mi del numero di Sky Sacoi. Se, ciao, solitamente il numero lì. Pota allora dire su. E dopo dei faccio una bella scapelada, allora in da. Domande. Se è tutto chiaro andiamo avanti, se no chiedete. Tutto tace, andiamo avanti. Ecco. Vabbè, nessuna domanda, andiamo avanti. Capitolo 20. Fode presu Pinocchio se invia per tornare alla casa della fata, ma proprio a traers de Bor Palàs altrove una signorbola i se grossa che la liberano tra volta e senza digna bene a sé al se inviati in su per das e un po' te l'eran Bor Palàs. Al començar e la strada li è tutta impalceta, tat che si sprofondando il paciuc fino a mesa gamba. Ma il Giopì, che li sta più di pain della oia d'etol sotata e la sua sorellina di Kei Celeste, al coria e saltà compagno di Cabriol, e del cor i sbruffi de palcia i gheria fin sur al co. Intanto al pensare, de quatte disgrazie che gout, e me sta be, perché sul Giopì crapù e fo sempre tutta memut, senza da ascolta a nessuno de che me il be e che gen sa de più de me. Ma a partire da adesso Paul propose di cambiare età ed è diventato il bravo chat. Tanto o bene che capit che il chat fa i barabì, i gatti de perdega, e il metà mi avrà rispettato. Sarà il polacca della fata, l'età te per vecchio che il vede più, e che go noi amata de da gattacce de che i basì. E la fata me perdonerà la porcheria che go fai det. A pensare che lei la molta be che se sua moif le doma per somere, ma per del das uscet più danato de me. Mantat che le persecuent a ragionare sta maniera, la esvergot che la faci stremì. Cos'era un po'? L'era una signorbola, bötada son messa alla strada, e se grossa che la tenia di ateta, con la pelle verda, io ci infiameghec, e la cura a ponta che la fema accompagna du camin pes. De via Cappuccini la ria fino al 42 de Bor Palazzo. Allora, era la signorbola e l'orbettino. L'orbettino è un serpentello del tutto innocuo e anche non cieco. Si chiama orbettino perché era un serpente che frequentava anche le città. Non era necessario che ci fosse aperta campagna, bastava che ci fosse un po', adesso sono diventati radi anche loro, ma bastava che ci fosse un po' di verde e l'orbettino si poteva trovare. La nostra gente ha sempre pensato che fosse un serpente velenosissimo e infatti si diceva, in bergamasco si dice ancora, se la signorbola la ghedes, poca seta che sares. Cioè, se l'orbettino ci vedesse, invece ci vede, ci sarebbe poca gente perché lui morderebbe tutti e la gente morirebbe. Questo si credeva, ma è una credenza assolutamente fondata sul nulla. Vi ho fatto arrivare un pezzettino di Bergamo ovunque voi siate. Ricordate la via dei Cappuccini, che è proprio una piccola traversa di via Borgo Palazzo, e proprio di faccia alla via dei Cappuccini, due di Borgo Palazzo, che è la casa dove sono nata io. Quindi mi ci sono messa. E un po' che pura che il gaut. Se slontanato un po' e si fermasse in una banchetta di Piazza Sant'Ana, aspettà che la signorbola la guest spostasse. Aspetta un'ora, 2, 3, ma il serpente era sempre là, perché anche da lontano vediamo la cua che la grafema e i fiamme rosse che gagna fuori di oggi. Allora il Giopì al gendai de preuve,
Elga dice, la me scusi, la signorbola, me faresse la mia piacere de tirar de banda il tantini che sia almeno più de passà. Compagne de parlar col mur. Lui poi l'endacinacci, la gade sei sciura, che sudre andare a cadere metata, che il me spetta de tattet e gonoia de edel, me la saresse la mia passata de sabbia. Si aspetta che la signorbola la ghes de spostarsi, ma lì, che fina inelura, pensate che bello questo avverbio, fino ad allora, fino dentro l'allora. L'era stacciaviscola è piena d'eita, la se stincada, la sarà foglioc e la desmetit a lato de fa fermare la cua. La sarà mia morta di oltre l'ha pensato il giupì in del fregassima della contentezza e senza aspettare un minuto la faccio per iscalcala e passare l'altra banda della strada. Pota, ma l'era ne ha finito di alzarsi la gamba che le ha da sola all'improvvisa e il poi berratì in del tirassi in due stremi le borlati intera come un saiotto. E le resta lì col con del paciuc e gambe in aria. Anche sto berratì che li sgambetà che la maniera lì. La signorbola l'ha attaccata a grigna e grigna e grigna e grigna alla fine però sports che scioppato in aina del stomaco e le morta del debutto. Allora Pinocchio corre un'altra volta per riapio presto che è il più di H della fata, ma era una fande che la paria il mal della lua. Cos'è il mal della lua? È il male della lupa. Potevamo dire del luf, e invece non diciamo del luf, perché il lupo esce dalla tana per poter cacciare. La lupa è quella che rimane nella tana che deve accudire i lupacchiotti e quindi, siccome li deve anche allattare, la poverina deve avere di più del lupo, quindi il mal della lua vuol dire averci una fame disperata proprio. E dopo venisse de via Toretta e dei passato il pup de Borsanta, gira dete in San Tomás e ciappa dalla noca, salta in due capi per rubare qual credeva. Avete capito dove siamo? Allora, vuole arrivare a casa della fata, è in Borgo Palazzo, passa da via Torretta, che è un'altra piccola via traversa di Borgo Palazzo, sale verso Borgo Santa Caterina, passa il ponte, gira in San Tommaso e proprio rasente l'Accademia Carrara, prende la noca e però da lì salta in un campo per rubare qualche grappolo d'uva, qualche acino d'uva. Però appena riazzo dal fil della hit, crack, al s'è sentita strangulà de dufferi strenzi cintura in alcol, che gafacci se mal che la contà de motto e tristelle che ghieranceli. L'era stai ciappati in trappola del contadì, che lui a paga la pelle a quater benole, che da un po' di tempo ispassai poler da che le bande le. I benole sono le donnole, che sono notoriamente golose di pollame. È finito il capitolo? Perfetto. Domande, se volete. Nessuno vuole sapere niente? Tutto chiarissimo? Siete dei mostri? Bravissimi. Andiamo avanti allora. Capitolo 22. O il contadì che han preso un at Pinocchio, al che fa la guardia al poler come il fedè su capo. Pinocchio, come più di pensare, l'ha cominciata a pianse e a cridà. Abbiamo visto che cridà vuol dire viene da cry. Ma poi serviva a negota, perché l'enturen era il bel nisù e era in giro al luf. Come vedete il lupo non è nella tana ma è fuori, per quello noi diciamo che in giro al luf per dire che non c'era nessuno. Gnace la strada. Intanto venia per la cura de troas lede per lui, a giopi genia fastede. Però a un certo momento era pensa beccia mala. Allora, la panigarola, sapete che cos'è? Qualcuno mi risponde? Lucciola, brava Monica signori, brava, la lucciola ha visto passare una lucciola. Te, panigarulì, me daresse mia una ma per desliberande che è il diavolere che. Ma poi bambì, come faccia a restarsela a dedetti in trappola, la gadic l'endel fermassa ardaga. Pota sogni dedetti del cap, per regò in poderea,
ma era la tolua, no? E allora chi che ti faccio imparare a portare via la roba a iote? Pota mangiare fam? Beh mia, se di ghiere fam per robare al prossimo, se ghiere giù le ira, ma un'altra volta al farò più, e so lo che faria una fontana. Ma in quel momento si è sentito il rumore de pas. Era il padrone del capo, che il venia e sende trappola, ghiera resta detto almeno fui. Cos'è il fui? Monica, signori? Lo sa? Faina, è la faina. Anche lei? Noto un mammifero molto goloso di pollame. Più o meno la donna e la faina si equivalgono. E lui lì mia crede che il suo quando la esti storcetto. Lui pensava di trovare un animaletto e invece ha trovato un bambino, benché di legno. Ah, bröllader, allora te sei te che te me porta via il poi. No, no, so mi stai me gli è doma una grata de ea. Chi è bude roba l'ea, e bude sicuro le porta via poi. Sta per certo che è la patina. E se del vida la trappola e ciapato il giù per il collo, alla porta fino alla socca. Quando le sai denaccia la porta, prima di andare de, alla sbattita intera e poi dice, oramai le tardi, e goden a lecce, mando a fare sui conci de mete. Però, siccome che stamattina mi è morto il ca che me fa la guardia al polente, ci aperete il suo posto. Al ganfila sul mel bel grosso e che piede ponte sul collo. Che cos'è il mel? È un collare, milius in latino, e viene da lì. Ed era utilizzato dai romani, dagli antichi romani. Cos'è la patina? Adesso arrivo. Finisco questa cosa del mel, poi dico cos'è la patina. Era utilizzato dai romani quando nelle arene facevano combattere i lupi contro i cani. Allora, siccome il lupo prende alla gola, anche i cani veramente, ma il lupo in particolare prende alla gola, si metteva intorno al collo del cane un collare pieno di punte che servivano esclusivamente a fare in modo che il lupo, prendendo il cane per la gola, si facesse male. Adesso c'è qualche esagerato, grata e grappolo, sì. Ancora adesso c'è qualche esagerato che mette il collare con le punte anche sul proprio cane, ma adesso non ha più nessun significato, è proprio una scemenza. Comunque, sì, è vero, chiedeva Paganelli, mi scusi? Grata e grappolo, una grata è un grappolo d'uva, e l'altra signora che vuole sapere cos'è la patina è il luccido da scarpe. Quindi quando io dico che voglio dare la patina a qualcuno, vuol dire che voglio suonargliene così tante che lo faccio diventare lustro come se gli avessi dato il lucido da scarpe. Vado avanti. I se, dunque, oramai le tarde, se c'è per il suo posto. Filat sul mail bel grosso e per piede ponte sul collo e che la strensit bea dos in maniera che il co al gesmia deslissanda po. Al mail ghera te cada una cadena de fer de quelle che sbusa per ligaitor fissata al mur dell'altra banda. Se sta noce al ghes de più, te puoi detindan cuccia del casot del ca, che le anche piede paia, e se per combinazione ghes de eni lader, sta sulla sguaita e bor. La sguaita è la guardia. Arcaicamente, anche in italiano, si diceva guaitare per vedere, per stare attenti a quello che succede. Dopo dei parlati sé, o il contadile andace in ca, la sera forso io scontate scarnas, e Pinocchio le resta lì sull'era, più de là che de che però il freccio, la fam è stremese. L'era è l'aia, e l'aia è quello spiazzo di terra battuta o comunque verde che davanti è il cortile delle case coloniche, viene dal latino area, quindi era. Al pianzia poi, el disia, la mesta i sebe la mesta, ghereoia de fane godaci scolta in broiù, e per questo ardan che stato che sono ridusiche. Se fossi stato braus c'è, se ges la costanza de mette zo a copela a studiare, copela, mettersi al lavoro seriamente, viene da copa, che è la nostra nuca. Quando noi facciamo un lavoro di concetto, ma in generale quasi tutti i lavori, teniamo la testa bassa.
intenta a quello che stiamo facendo. Quindi copela vuol dire stare con la testa bassa e lavorare senza alzare gli occhi. Se esmi abbandonat il poeron del metata, de che l'ura che sarei mi ha messa il capo a far cade guardia, o se fedes nasce un'altra volta, pota ma adesso le tarde e il pazienza. Era andarci vedete in del casò e si è addormentata della quarta. A dormire della quarta, sapete che cosa vuol dire? Qualcuno lo sa? Ve lo dico io. È il sonno dei bacchi da seta. I bacchi da seta fanno un primo sonno, un secondo sonno, un terzo sonno, che sono abbastanza leggeri, tanto che consentono loro di continuare, dopo che si sono svegliati, a mangiare. Stanno sulle foglie del gesso e mangiano le foglie del gesso. Quando si addormentano per la quarta volta, si chiudono completamente nel bozzolo e non escono più. Quindi dormire così profondamente da non svegliarsi. Ed è entrato anche il nostro Pinocchio a dormire. Qualcuno vuole leggerne un pezzettino? Qualcuno che ci prova? Io, Rossana Putinano, pronti? Dove? Io Rossana non la sento però. Sento, Mi sente? Buonasera a tutti. Buonasera. Preciso che sono entrata un po' più tardi, comunque ci provo. Brava. Buonasera. È arrivato anche il suo elaborato, poi ne parliamo. Va bene, grazie. Prego. Ho il contadì che ha impressionato Pinocchio al che fa la guardia al poler come il Fides Yucca. Pinocchio, come più di pensare, la cominciò a piangere e a gridare, ma pota servia a negotare perché l'enturen era il bel monsieur e era in ghirgna Luf su la strada. Intanto veniva Fosc. Venia Fosc. Fosc. È uno Fosc. Un po' per il mal de col, un po' per la pura de Troas, le de Perlù, al giopì che igna fastidio. Però fastidio. Gli veniva, è un imperfetto del verbo. Gli veniva? Gli veniva da lasciarsi andare, sveniva, gli veniva a svenire. Però a un certo momento Alvea passà una panigragola. Alve a passare? Alve a passare una panigarola e la pensava de ciamalla. Panigarola. Panigarola è la lucciola. Sì, te panigarilla, panigarili. Basta cara, traduciamo. Ok. Ho il contadino che ha impressionato Pinocchio, il contadino che ha impressionato Pinocchio. Imprigionato. Imprigionato. Ah, imprigionato. No, non c'ero all'inizio, quindi non ho sentito, imprigionato. Ok? Il contadino che ha imprigionato Pinocchio, al che fa la guardia, non so cosa voglia dire, al che fa. Gli fa fare, il che fa. Gli fa fare. Gli fa fare la guardia. Gli fa fare la guardia al pollame. Come? Al pollaio. Al pollaio. Pollaio. Il pollaio è il poler, il pollame è il polam. Ah, ok. Come il fodes il cane, che non so cosa voglia dire. Come se fosse un cane.
Ah, un cane. Adesso Come se fosse un cane. Pinocchio, come potete, come potresti pensare? Come potrebbe pensare? potete voi pensare. Come potete pensare? Purtroppo ho difficoltà con i verbi. Non Come si può. potete pensare? Ok. Pinocchio, come potete pensare, ha cominciato a piangere, a gridare. Ma Piangere, perché cridare non è gridare. non è gridare? No, gridare è piangere e viene dal verbo cry, tu cry. Gridare invece in bergamasco è usà. Usa? Sì, usà è gridare. Invece piangere è piangere. È come l'inglese, piangere. Ok, Ah, ok, iniziò a piangere e quindi non servì a niente, però non servì a niente perché intorno non c'era non c'era nessuno, non c'era proprio nessuno e c'era in giro una luce non c'era sulla in strada. giro neanche Non c'era in giro neanche una luce. un lupo o luf. Il lupo. Luf è Non c'era in giro nemmeno un lupo sulla strada. per dire proprio nessuno, non c'era neanche il lupo. Ok. Intanto venne buio? Sì, bravo. Vado a senso. Bene. Un po' per mal di collo, un po' per Paura, la paura di trovarsi lì da solo, da per lui, ah, da da solo. solo. Mm? Al burattino gli veniva fastidio. Gli veniva a Cioè, svenire. Enfastöde vuol dire sentirsi svenire. Ah, infatti. Sentiva di svenire, stava svenendo, insomma, però a un certo momento vede passare una lucciola e ha pensato bene di chiamarla. Brava. Te, lucciola. Ecco, basta, Ah, basta, siamo arrivati qui. Brava, brava. grazie. Ora è vero. Avanti, qualcun altro. Provo io, a posto? Dai, chi sei? Sono Silvia Belotti. Mi sentite? Mi si è bloccato tutto adesso. Anche a me, però ti sento bene io. Mi sentite? Sì, ti Ok, sentiamo. allora Si è bloccato solo il video della prof. si è ripreso tutto. Allora, dunque, te panigarolì, me daresti mia in ama per desliberande che il diavolere che, ma poi bambì, come faccia resta serate det in trappola, la gadice, le del ferma sardaga. Pota, so in det in del cap e regoi un po' de ea. Ma il relatore ea? No. E allora chi che ta faccio imparare a portare via la roba ioter? Pota magari fa. Le mie se, Ah, però è le l'area. mie se, E che te me di porti ti ghere piace? fa però baga al No, me prose. stai me. C'è una voce sotto. Non so chi sta parlando. Va bene, torniamo indietro noi e traduciamo. Allora, allora e tu, Lucciola, mi daresti una mano a liberarmi di questa diavoleria? Da questa diavoleria? Ma povero bambino, come hai fatto a rimanere chiuso in questa in trappola? Gli ha detto la Lucciola nel fermarsi a guardare. Pota, come si traduce? Luce, ci sta, sono venuto qui nel campo. Sì, ci sta, sono venuto qui dentro il campo per prendere un po' di uva. Regoi. Mi sa dire la traduzione esatta di regoi? No. Vendemmiare.
Ah, regoi, ah, ho capito. No, Però in questo caso dice vuol dire prendere proprio. prendere, vendemmiare. Ok, ho imparato una cosa nuova. Ma era tua l'uva? No. E allora chi ti ha insegnato a portare via la roba agli altri, a rubare agli altri praticamente? Mm, Ci sta, ma avevo fame. mm. Ma non è sufficiente dire avevo fame per rubare al prossimo. Bene, siamo arrivati fin qui. Chi vuole andare avanti? Io, Dai. Anna Maria, Sì, 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 ho visto. peghere su la ira, ma un'altra volta al farò più e solo c'ha che paria una fontana. Ma in quel momento si è sentito un rumore de pas. Era il padrone del cap che venia et sen de trappola, che era restato detto almeno fui. E volia mia credega e so quando l'hai isto set. Aber lader. Allora te sei te che te mi porti via e poi. No, no, sono mia statme. Ne gli do una grazia de ea. Chi che bude roba lea, gli bude sicuro di poter via poi ai poi. Sta per certo che adesso la do me la patina. Disse der via dalla trappola e ciappato il giopipero al col alla portata fino alla socca. Basta, Allora, traduci. eh, ecco, hai ragione, è vero, ma un'altra volta non lo farò più. E giù a piangere che sembrava una fontana. Ma in quel momento si è sentito un rumore di passi. Era il padrone proprietario del campo che veniva a vedere se in trappola c'era restato dentro almeno una faina. Era restata dentro almeno una faina. E non voleva credere ai suoi occhi quando ha visto questo bambino. Ah, brutto ladro. Allora sei tu che mi porti via i polli, le galline. No, no, non sono stato io. Io volevo solo un grappolo di uva. Quelli che sono capaci di rubare l'uva sono capaci di sicuro di portar via anche le galline. Sei pur certo che adesso te la do io la patina. Così, aperta la trappola e preso Gioppino per il collo, l'ha portato fino a casa sua. Bravissima, perfetto, perfettissimo. Signori, qualcun altro che vada avanti, che piacere sentirvi ragazzi, bellissimo, bravi. Allora, Posso quando... io? Brava. Monica, signori, Io avanti. vado? Allora, quando le staccio denaccia alla porta, prima di andare det, alla sbattiti intera. E poi dice, oramai le tardi, e godendai il nec. Mandomà farà sui i cunci de me e te. Però siccome che stamattina mi è morto il ca, che il me fa la guardia al poler, ti ciapere te il suo post. Al ganfilasse umel bel gros e tot piede de ponte sul col. E che la strensit be ados in maniera che il co ges mia deslissaga fo. Al mel ghera te cada una cadena de fer, de chele che svusa per ligai tor, fissada al mur dell'altra banda. Se stanoc al ges de pieuf, te peu de tinda a cucian del to casot del ca, che le anche piede paia, e se per combinazione ges de eni i lader, sta so la sguaita a bor. E bor. E bor. Basta, basta, avanti. Devo tradurre? Sara. Allora, quando era davanti alla porta, prima di andare dentro, ha sbattuto in terra e poi ha detto, ormai è tardi, devo andare a letto, ma domani faremo i conti io e te. Però siccome stamattina mi è morto il cane che mi faceva la guardia al pollaio, tu prenderai il suo posto. Gli ha infilato un bel Collare. collare
con le punte sul collo e gliela stretto bene addosso in maniera che non gli scivolasse dal collo. La testa Eh, uscisse fuori. Esatto, che la testa non uscisse fuori. Al collare era attaccata una catena di ferro, di quelle che si usano per legare i tori, fissata al muro dall'altra parte. Vado avanti. Non Se abbiamo letto. stanotte... No, esatto, questo non l'abbiamo letto. Beh, vado avanti a leggere, dai. Vado avanti? Se stanotte al ges de più, te peut inda cuccian del casotto del ca, che le ha anche pie de paia e se per combinazione ges de ni lader sta sola sguaita a bor. E boh, sta E solo boh. basta. E boh. Qui. Ok, Se stanotte- allora se stanotte dovesse piovere, potrai andare a cuccia nella stalla, nel casotto, nella cuccia del cane, che è anche piena di paglia e per combinazione, se arrivassero i ladri, starai anche a fare la guardia. fai la guardia e abbaia. Ah, ecco, fai la guardia e abbaia. Perfetto. Qualcun altro? Dopo di parlarti se. Posso provare? Certamente. Lorenzo Paganelli, vero? Aspetti che mi sono un attimo perso. Eh, Ecco, dopo devi parlare di sé, giusto? sì, giusto. Dopo devi parlare di sé, o conta di andarsi in ca. La era folus, conta descarnas. Il Pinocchio le resta all'era più della che per il frezz, la fam e il tremesse. Andiamo piano, caro. Scusi, Prego. la piangia fuori, il disia, la mesta in sedere, la mesta. Ghereoia del fane vot, goda ci ascolta in broiù, e per questo, ha benché stato che ore d'uscì che, se fossi stato bravo c'è, che gas vut la costanza de mettere gioco per la studiare, se es mi abbandonata il poeron del metata, de che l'ora che sarebbe mia messa ai capo a fare il cane guardia. Oh, che per desnare un'altra volta, pota, ma delle tarde, e che ho pazienza. Dopo che si è sfogata a sta maniera, le andate detti del casotto e si è addormentata la quarta. Perfetto, traduciamo. Dopo aver detto questo, il contadino è entrato in casa, ha chiuso l'uscio con tanto di lucchetto e Pinocchio è restato di fuori sull'aia, più di là che di qua, per il freddo, la fame e lo spavento. Piangeva, poverino, e diceva, mi sta così bene, mi sta. Non avevo voglia di fare niente. Ho dato ascolto agli imbroglioni e per questo guarda in che stato mi sono ridotto. Se fossi stato un bravo ragazzo, se avessi avuto la costanza di studiare, se non avessi abbandonato quel povero uomo di mio papà, a quest'ora non sarei in mezzo ai campi a fare il cane da guardia. Se potessi nascere un'altra volta, ma adesso è troppo tardi e bisogna avere pazienza. Dopo di essersi sfogato in questo modo, è entrato nel casello e si è addormentato profondamente. Perfetto, bravissimi. Che ora abbiamo fatto, Matteo? No, 7:15. 7:15. Allora abbiamo un pochino di tempo perché io vi devo dire che mi sono arrivati degli elaborati vostri e io vi dico anche i nomi delle persone che me li hanno mandati. Allora, Sara Carminati, Ines Belotti, Rossana Putignano, Tarcisio Gianmaire e Monica Signori. In più mi è arrivato un elaborato anche da Elmira. Salve, sono io. Sì, salve. Oh, è vero? È giusto come lo dico? Sì, sono Elmira. Scusate per il rumore perché sono ancora al lavoro. Oh, Madonna, mi dispiace. Ascolti, Elmira, lei me l'ha mandato facente parte della mail, ma io così faccio molta difficoltà a correggere con i caratteri speciali. Va bene, allora la mando tramite con il, come si chiama, Word. Word, bravissima, grazie. Ok, Così va bene. chi mi vuole mandare qualcosa me lo mandi su Word, così faccio molto più in fretta a correggere gli errori, soprattutto con i caratteri speciali. Allora, volevo dirvi che li ho letti, mi hanno fatto molto piacere, li ho anche restituiti, riveduti e corretti e vi ringrazio perché siete stati carinissimi, avete mandato delle storielle piccoline, molto significative perché molti di voi hanno parlato della loro vita, ma di poche righe e vi ringrazio di questa cosa.
perché se sono troppo lunghe, alla fine io non riesco a farli leggere a tutti e invece mi piacerebbe poter far leggere. Grazie Rossana. Allora, alla fine dei nostri incontri, noi riserveremo una lezione o due proprio per leggere i vostri elaborati, quindi voi mandatemi le vostre cose. Ovviamente, ripeto, non si volete mandare qualche frase, anche solo per farmi capire che cosa avete imparato di questo benedetto bergamasco, e anche se ci sono degli errori non vi preoccupate perché io sono lì apposta per correggerli. Alla fine dei nostri incontri noi ci faremo sentire non tanto da me che vi ho seguito e vi ho sentito per tutte queste sere, ma da degli esperti autentici. Uno sarà il duca di Piazza Pontida, uno sarà senz'altro il presidente dei bergamaschi nel mondo, che è il dottor Carlo Personeni, uno sarà il direttore del giornale Giopì, che è l'organo del Ducato di Piazza Pontida, e Silverio Signorelli, che è autore di poesie, di testi, di dizionari, quindi è un esperto vero, e un altro, mi auguro di riuscire ad averlo, sarà Fabrizio Dettamanti, che è il miglior autore di commedie in dialetto bergamasco nell'intero panorama artistico della nostra provincia. Quindi io sarei molto contenta che voi mi faceste sentire da loro, perché saranno loro che diranno, e il loro parere non potrà essere smentito, se voi avete imparato qualcosa, se avete tratto profitto da questi nostri incontri. Quindi, cari ragazzi, mandatemi le vostre cose, che poi sentiamo gli esperti cosa dicono di voi. D'accordo? Ecco, immagino che mi abbiate detto di sì. Se mi avete detto di no, io non vi ho sentito, non mandatemi niente. Ma se avete voglia di mandarmeli, sono molto contenta di riceverli. Ok? Va bene. Quante righe Adesso, devono essere più o meno? prego? Quante righe devono essere più o meno? Allora, me ne hanno mandate di 3-4 righe, 5 righe, volete mandarne anche 10, va bene, però bastano 5 righe, sono abbastanza. È proprio solo un pezzettino senza traduzione, perché io dovrei capire, anche se le parole non sono scritte proprio perfettamente, ma devo dire che ho fatto poche correzioni, quindi siete stati bravi. Quelli che mi hanno mandato i loro elaborati hanno veramente avuto poche correzioni, pochissime. Grazie. Quindi, prego. Qualcun altro che vuole avere qualche delucidazione sulla fine dei nostri incontri? Buonasera, scusi dottoressa, per quanto riguarda l'invio, sempre a questa mail mandiamo oppure ce n'è una Io- personale sua? La mia Grazie. personale va bene, però se volete mandare anche ai Maschino nel mondo in chat, il nostro Matteo vi metterà la mia mail, così potete mandare direttamente a me. Vi prego in Word, così Grazie. facilmente. Ah, cara mia, Rossana Putignano mi chiede se l'anno prossimo faremo ancora delle lezioni. Io questo non lo so, è l'ente Bergamaschi nel mondo che mi ospita e che si è preso cura di tutto quello che serviva per il corso. A me piacerebbe, mi auguro che si possa ripetere, cambieremo autore e vedremo che cosa fare. Faremo qualcosa di un po' più complicato. Perché questo qui è vero che ci sono tante parole, che non, però è anche vero che il Pinocchio non è un libro per ragazzi, non è un libro per adulti, ma è scritto in una maniera molto semplice, in maniera che ti chiedevano se io ho scritto altri libri del genere. No, del genere no. Ho scritto altri libri, ma non di questo genere. Quindi vediamo cosa fare. Ecco, Sempre sul bergamasco, proprio un'altra no, cosa. allora ne ho scritto uno in lingua, uno sempre in bergamasco, ma era un libro diversi e quindi non ve lo propongo. Faremo lezioni sulla storia dell'Atalanta, ma secondo lei io so qualcosa dell'Atalanta? Ma io non so neanche cosa sia. Credo che fosse una dea, ma è tutto quello che so di lei.
Ah, lei sì, ma io ci credo che lei lo sa, ma se lo chiede a me ha proprio sbagliato persona completamente. Stavo scherzando, professoressa, stavo scherzando. È la mia passione per l'Atalanta. Stavo scherzando. Capito? Secondo lei ma io non so neanche come è fatta una palla al momento. Va bene. Stavo scherzando, prof. Certo, ma scherza, va benissimo. No, niente, ecco, questa qua è comparsa adesso la mail a cui inviare i vostri elaborati. Io sono già felice adesso. Perché avete imparato un sacco di cose. Siete bravissimi, ma voi non vi rendete conto che il bergamasco è una lingua vera. Quindi voi state parlando una lingua, una cosa molto bella, no? Ecco. Ah, qualche volta si blocca. Accidenti, mi dispiace. Deve essere il cattivo tempo, perché stasera qui è una buriana fuori. Sì, mi rendo conto. Oh, Marilena mi dice che le dispiace, ma sarà via per 3 lunedì. Non si preoccupi assolutamente perché tanto arriva tutto su YouTube, vero? Ok, va bene, grazie mille. Sono in ferie, vado in ferie, allora mi dispiace. Mi racconti dove va, che mi piace. Vado in India, nel Rajasthan, nel nord Che India. la invidio un po'. Come? La invidio un po'? Sì, sì, sì. Ah, grazie Michele, grazie. Anch'io sono contenta di queste lezioni, davvero. Bene, signori. Ecco, Rossana che ci dice che applicazione è. Dice, io ho scaricato l'applicazione del dialetto. E qualcuno chiede, che applicazione è? Chiede Belotti. Noi lo sappiamo, no? Noi non lo sappiamo. Noi non conosciamo l'applicazione. Io per la verità non conosco niente perché sono un'autentica frana, ma il nostro Matteo, che sa tutto, dice che non sa che applicazione è. Dice anche che non è vero che sa tutto, ma invece è vero. Oh, Elmira dice, la ringrazio per la lezione. Almeno non mi sento più così esclusa a Branzi. Bella Stella. Branzi poi non è proprio una città, eh. Ah, su Google Play si chiama Il Bergamasco. Ecco qua. Tarcisio ci dice che l'applicazione è quella lì. Io non la conosco. Andrò a vedere. Grazie per... A Branzi siamo in 638. Caspita. Niente. Però è un bel paese. In estate sarete migliaia, immagino. Scusi, scusa, vieni giù un secondo, caro. No, giù. Giù. Ecco, ho trovato un libro piuttosto esaustivo di Umberto Zanetti, La grammatica bergamasca, edizioni Sessanti. Si trova solo in biblioteca purtroppo. Vero, vero, vero. Bello. Tutto quello che trovate di Umberto Zanetti, guardi, di pubblicazioni in bergamasco ne trovate tante. Tutto quello che trovate di Umberto Zanetti è la cosa migliore che potreste trovare sul masco, perché Umberto Zanetti non solo era uno studioso e un appassionato bergamasco, appassionato della sua città e della sua lingua, ma era una persona coltissima. Quindi quando trovate grammatiche oppure bergamascando o bergamascamente, tutti i testi di Umberto Zanetti sono degli autentici testi per imparare il bergamasco.
Lui era veramente, eravamo molto amici. Elmira, brava Elmira. Qualcuno dice, Silvia Belotti dice buonasera a tutti e grazie. Bergamascaldo è bellissimo. E i vocabolari, perfetto. Umberto Zanetti è veramente un pozzo di scienza da cui attingere. Qualsiasi cosa vi capiti in mano sua, il bergamasco è scritto in maniera correttissima. Anna Maria dice io non ho niente di scritto qui ma tanti ricordi. Cara, altro che, anch'io. Che però ho anche gli scritti. Signori, credo che possiamo salutarci a questo punto. Ci vediamo lunedì prossimo. A lunedì, prof. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Buona settimana a tutti, alla prossima. Ciao. Ciao. Baci. Baci. Ciao. Buonasera. Buonasera Valeria. Vederci. Buonasera. Ciao, prof. Buona Buonasera serata e a buongiorno a tutti. tutti. Buonasera a tutti. Da Cinisello, buona serata. Buonasera Michele. Buonasera Tarcisio. Buonasera signor